Buongiorno squadra, oggi vi proponiamo un simpatico anello che vi permetterà di raggiungere le alture del Monte Spia attraverso il percorso storico-naturalistico del castello di Montereale Valcellina. Il sentiero non è particolarmente difficile, è ben segnalato e una volta raggiunta la vetta, nonostante i soli 548 metri, davanti a noi si apre un panorama molto bello. Lungo il percorso possiamo visitare le rovine del castello, raggiungendo il belvedere che si affaccia da un lato su Montereale e dall'altro sulla diga del torrente Cellina. Sul Monte Spia abbiamo lasciato il sassolino del sorriso, una dedica sul libro di vetta e poi ci siamo goduti il panorama. Ma la nostra giornata non finisce qui, perché decidiamo di visitare il paesino di Andreis e dopo la lunga scalinata, l'incredibile sorpresa. È capitato tutto per caso, abbiamo avuto la grande fortuna di incontrare l'assessore alla cultura di Andreis e io le voglio fare solo una piccola domanda: perché venire ad Andreis? Andreis offre molte opportunità dal punto di vista naturalistico, perché Andreis è collocata in un luogo veramente eccezionale. Alle spalle ha le alte cime del Monte Raut, Sì. Monte Castello, il Sì. Monte Colta. Sì. A sud c'è la grande barriera, chiamiamolo così, rispetto alla pianura del Monte Fara, Sì. ed è circondato dai torrenti che praticamente fanno da perimetro, quindi torrenti di acque, potete immaginare. Abbiamo visto veramente limpide, bellissime. molto... Ma allora una cosa, camminando lungo queste vie che sono veramente preziose, sono incredibili, abbiamo visto delle poesie. Queste poesie sono state scritte da Federico Taban. Benissimo. Federico Taban, il poeta di Andreis. Quest'anno ricorrono i 10 anni dalla sua morte e il paese lo vuole omaggiare facendo delle iniziative, tra le quali anche alcune passeggiate sui luoghi di Federico, ma anche uno spettacolo in agosto nella costruenda arena a lui dedicata. Molte altre non sto ad elencare. E attualmente sono esposti nelle vie del paese, abbiamo detto anche nelle finestre più brutte, ma così non ci sono sembrava. brutte, sono No, particolarissime, sì, cioè sì, proprio diciamo tra virgolette brutte, Sì. alcuni pannelli che esprimono un po' il sentire, le emozioni che Federico Taban con le sue poesie ha trasmesso all'artista, che è Fabio Ferretti de Virgilis. Perfetto, io non posso far altro che ringraziarla. No, grazie Adesso continueremo a a voi. fare questo giro meraviglioso in un paesino che abbiamo scoperto e che sta regalando grandissime emozioni, quindi grazie mille. Grazie a voi. Andreis è un borgo da visitare assolutamente, un luogo tranquillo, ricco di arte e di storia. Tanti i sentieri d'anello dove praticare il Nord Walking. Noi alla sera ci siamo fermati a mangiare al chiosco Alpical e fra gentilezza e ottimi piatti ci siamo trovati molto bene. Con questo è tutto, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!